mi sono messo in corsia di sorpasso con la freccia e quindi ero in accelerazione quando tutto a un tratto ho visto una macchina contromano. Non era nella corsia di sorpasso. Ho sperato che lui rimanesse in quella corsia, ma stiamo parlando di frazioni di attimi, frazioni di secondi, e invece lui forse per evitare le macchine che erano prima di me in mezzo si è buttato verso il guardrail. A quel punto io ho frenato a tavoletta, ma non ho potuto evitare lo schianto, proprio sia stato dritto. E ho pensato di essere morto perché lo schianto è stato terribile e quindi ho gridato, mi ricordo di aver gridato, ma ho sentito la macchina esplodermi addosso. Attimi sospesi, quasi irreali, frazioni di secondo, lunghe una vita. Alfio Pistorio guidava la Passat che si è scontrata con l'auto di Bruno Sabadin. Con la moglie Giulia e il loro Labrador avevano trascorso una giornata di spensieratezza sul lago di Santa Croce. Dimessi dal Cafoncello, sono ora a casa. Impossibile non pensare a quella Kia Sportage contromano che li ha travolti a 2 chilometri dal casello di Vittorio Sud. Mi sono accorta questa macchina avvicinare proprio a noi. E per un attimo mi è passato per la testa, questa persona vuole suicidarsi. E poi c'era questa botta fortissima, ho avuto un dolore fortissimo sull'addome, la gabbia torace, le gambe, poi ho visto questi airbag bianchi e anche il fumo, e per un attimo mi è venuto persino in mente che siamo già in paradiso, se siamo morti. Secondo me, non guidando, ha avuto un'altra percezione e l'ha visto un attimo dopo di me. Lui ha avuto paura, indubbiamente, perché io questo ho percepito, e si è buttato nella corsia che lui pensava vuota, che era verso il guardrail, e invece arrivavamo a noi. E quindi è stato, io penso che lui era in totale confusione. Probabilmente nessuno mai saprà cosa è accaduto davvero nella mente di Sabadin, malato da tempo, e domenica, come raccontato anche dalla sorella Roberta ai nostri microfoni, particolarmente confuso. Pur nella tragedia resta la consapevolezza di una strage evitata e di una grande solidarietà. Vorrei ringraziare, perché mi ha scritto il nome o il suo numero di telefono, lo chiamerò ovviamente, il signor Claudio e la sua, non so se compagna, moglie, non mi ricordo il nome onestamente, che si sono preoccupati del nostro cagnolino e l'hanno preso, l'hanno portato da un nostro carissimo amico da Padova, cioè loro sono di Padova, si sono fermati a Treviso, hanno contattato questo mio amico e l'hanno portato. È stato molto, siamo molto grati a queste persone. Non dimenticherò mai l'aiuto di queste persone sconosciute assolutamente. C'erano 2 o 3 coppie. Sono felice di poter dire che siamo vivi, siamo qua, stiamo raccontando questa storia terribile, tristissima, soprattutto per chi è morto, perché comunque è una persona morta e quindi dispiace questo.